però diciamo che in questo senso rimane tutto aperto, perché comunque si continuerà a documentare, quindi i risultati, scusate, vedete che allora guardate, sto pensando a 3000 cose allora ancora 10 minuti, vabbè, allora sì, no, era per niente. Sì, no, ma non so che ora c'è. Allora, 837, guardate, 837. Vedete? Riuscite a vederlo? Sì. Qua si vede meglio, lo allargo un po' di più. È un mezzo busto, si direbbe. Sembrerebbero, ecco qui, una parte del vestiario. Guardate i capelli qua. Sì. Fatti questa sera? Non sono quelli fatti questa sera? Sono quelli fatti adesso, c'è la data. Va bene. Guardate, sì, certo, mi metto, ecco qua, scusate, guardate. No, io documento tutto, qui ci sono gli orari di acquisizione di testa anche. Bella, bella. Guardate poi quest'altro. Allora, 43, qui. Qui proprio, non so se riuscite a vederlo, mezzo volto, l'occhio, il sopracciglio, il naso, provo ad impicciolirlo un po'. Riuscite a vederlo? Abbastanza, sì, è un po' incompleto, certamente. Ultimo, sono dati due risultati. Allora, 40. Guardate qui, gli occhioni, anche qui in questo caso strano, guarda, anche questo è sempre l'onino, c'è qualcosa qui, non so se è un ricciolo o se c'è un altro più completo al fotogramma numero 935. Se vedete, questo è il segnale, vedete come è strutturato il segnale, è fatto così praticamente, Viene creata questa perturbazione e quindi un segnale di incoerenza nel quale poi dei flussi intelligenti, chiamiamoli così, creano questo flusso di coerenza e quindi si generano le immagini. Allora, 935, questo si vede, qui si vede molto bene sul PC, questo è più completo, più verosimile, guardate. Allora, dov'è che è? Non ha attenzione perché 900, è 835, scusate. 900, sì, soltanto di, esatto. Guardate, vedete? Un po' più, adesso qui si vede molto bene, allora ve lo provo ad accentuare di più, si riescono proprio a vedere bene anche i dettagli vedete qui sotto che ha un collare, guardate qui c'è proprio anche un simbolo, un qualche cosa sulla fronte. Tanto poi pubblicherò sul mio sito e anche su Facebook queste immagini che potranno essere apprezzate al meglio, in tutte le loro scale di grigio, quindi ecco. Da un po' di tempo a questa parte dicevo questi personaggi strani che arricchiscono le sperimentazioni. Guardate, sembra osservare sempre, vedete, come se osservassero l'obiettivo, ci osservano, diciamo. Sembra che abbia un cerchio sui capelli. Sì, esatto, sì, qui da me poi è più chiaro, Sì. Vedete che ci sono anche qua ci sono anche altre immagini sotto. In realtà è un canale molto trafficato, quindi spesso e volentieri dove c'è un volto ce ne sono altri, o perché lo stesso in fase di spostamento, perché le immagini arrivano velocemente, o semplicemente perché sono presenti più intelligenze e comunque noi stiamo andando ad affettare una zona di spazio, come una risonanza magnetica per intenderci, quindi stiamo facendo, a livello tecnico si direbbe, una vera e propria scansione olografica, ecco, questa è un po' tecnica forse da esprimere, però sostanzialmente è così, e quindi ecco perché si vedono un sacco di informazioni, in ogni fotogramma c'è sempre qualcosa, io vado a prendere i pezzi più chiari, i pezzi più oggettivi. Vedete anche qua, se io vado in qualsiasi punto dove vado, trovo sempre dei... No, vai, prova ad andare un po' indietro, un po'. Sì.
Sì, no, ma ce ne sono... Là vicino, sì. Qui? No, sì. Sì, io prendo quelli più oggettivi ovviamente. Un po', sì. Dove? Anche qua. Qui anche qui da me si deve trovare. Sì, qui. Che probabilità possono esserci che un flusso del genere generando delle macchie casuali generi dei volti precisi, dai? Non è possibile. Perché in natura, ribadisco, l'ho detto anche prima, può esserci il fenomeno della pareidolia, quindi dell'equivoco visivo, ma in questo caso si parla di volti oggettivi. Certo. Quindi è fondamentale l'ente fenomenico. Questo è. Grazie. Grazie. Diamo la parola. Non solo la parola, vogliamo vedere anche molti filmati, foto, so che tu sei molto rifornito. A Daniele Longo, che ormai è un veterano del gruppo Forza. Un veterano nel senso che lei. Buonasera a tutti quanti, benvenuti, grazie per aver resistito a quest'ora, insomma non è tanto consona ovviamente per molti di tutti noi, ma magari qualcuno giustamente è preso dai propri interessi, dalle proprie faccende e ha preferito resistere e quindi rimanere ancora con noi. Grazie quindi di finire per questo. Mi presento, mi chiamo Daniele Longo, sono ricercatore indipendente per quel che concerne la realtà extraterrestre, perché parlare di ufologia non mi piace neanche il termine, perché significa tutto ma non vuol dire niente allo stesso tempo, perché si parla di qualcosa di non identificato, mentre la realtà che hanno parlato i miei amici, i miei compagni è ben dimostrabile, quindi ben concreta dal punto di vista, diciamo, delle prove e delle testimonianze. Niente, io parlandovi di me è dall'età di 15-16 anni che comincio a vedere a occhio nudo queste manifestazioni, questi oggetti, mentre altre persone magari vicino a me non notano nulla, non vedono assolutamente nessuna differenza, pur facendoli notare. E da lì la mia curiosità crebbe sempre di più, l'interesse a voler sapere, appunto perché questo accadeva a me e ad altre persone no. Quindi ho detto, devo capire cosa sta accadendo, se questa realtà è una realtà illusoria, di immaginazione, o se in effetti c'è qualcosa che interagisce. E io quindi nel corso degli anni ho intrapreso un percorso personale di ricerca per quanto riguarda appunto il sapere se questa realtà era concreta o se invece era soltanto una fantasia. E comincio a fare delle sperimentazioni, quindi comincio a andare in determinati luoghi, in determinati punti a vedere se questo riscontro in effetti si poteva interfacciare con me. E da questo ho capito che in effetti questa possibilità c'è stata, perché ho cominciato ad avere delle immagini abbastanza, diciamo, come posso dire, eloquenti per quel che concerne questa realtà, sia su determinati oggetti che apparivano sulle foto, fino alla manifestazione a occhio nudo visiva di sfere o di quelli che vengono chiamati oggetti volanti non identificati, che per noi ovviamente sono dei mezzi di trasporto da parte di queste intelligenze, che in effetti erano lì e si facevano immortalare o appunto filmare. Che dire, è una realtà abbastanza ampia, vasta, che non basterebbe neanche un giorno intero per poterla appunto esaudire e contenere. Noi in sintesi vi stiamo facendo vedere quello che è appunto la punta dell'iceberg, un po' come diceva Marco prima, però vogliamo appunto darvi un'idea di quello che significa avere a che fare con questo tipo di realtà. Non è né fantascienza, non è né illusione né immaginazione, semplicemente è un qualcosa che si può misurare, è un qualcosa che si può registrare, e quindi c'è una tecnologia anche che ci viene in aiuto per appunto poter comprovare che tutto questo è veritiero. Cos'altro aggiungere? Loro sono stati abbastanza esaurienti, io condivido tutto quello che è stato detto finora e anche fatto vedere. Sei l'ultimo. E loro non parlavano. Posso dire proprio una cosa?
Daniele, adesso non perché siamo amici, no? Possiede delle immagini o sicuramente uno dei video più belli al mondo di ufologici. Sì, no, un'altra cosa che io ti chiedo, siccome i miei fratelli sordi non hanno avuto mai la possibilità di vedere, di partecipare a un convegno, vorrei fai vedere le foto del laghetto. Ah sì. Quello è fantastico, molto bello. Sì, fatemi un attimino, c'è tempo, no? Ancora, ecco. Sì. Poi anche fino a mezzanotte, dipende da Non lo so, già faccio io. Facciamo una pausa. No, comunque, scherzi a parte, io diciamo che ho cercato di fare del mio meglio nel appunto avere queste risposte e fare una ricerca personale, perché ognuno di noi che è qui in sala ha sicuramente un'attrazione e un interesse per queste realtà, se no non si trovava qui quest'oggi. Il discorso è molto semplice, come diceva anche Nicolò, ognuno di noi ha la capacità e la possibilità, se vuole, di interfacciarsi a questa realtà, ma il criterio e i parametri di questi esseri sono ovviamente diversi da quelli che abbiamo noi. Noi magari a volte abbiamo il bisogno, no, di toccare con mano o di avere la spiegazione scientifica, perché i nostri parametri di riferimento sono questi qua, mentre la metodica di queste intelligenze è una metodica spirituale, quindi un messaggio d'amore, un messaggio col cuore, proprio perché l'evoluzione che è stata raggiunta da questi esseri è molto ma molto più avanti di gran lunga di migliaia e anche di milioni di anni, si parla addirittura anche di miliardi, quindi un quantitativo enorme e vasto di quello che possa essere l'evoluzione. Io adesso vi farò vedere dei risultati che nel corso di questi anni, io da 24 anni più o meno che mi occupo di questa realtà, ovviamente all'inizio in maniera passiva cercavo di ottenere delle informazioni per capire con che cosa mi stavo interfacciando. Adesso invece ho avuto proprio dei riscontri oggettivi sia a livello fotografico che a livello video, e ho il piacere e l'onore di condividerlo con tutti voi e spero che sempre più persone si aggiungano a questa ricerca e prendano un'iniziativa personale, quindi sperimentate anche voi stessi per avere appunto questi riscontri qua, perché il cielo è sempre in comunicazione, siamo soltanto noi che poniamo il limite mentale, ma è un blocco che verrà presto superato. Io parto adesso un po' con le immagini, scusate un attimino, datemi il tempo di preparare Allora, vi illustro così e poi dopo passo alle immagini. Io ho fatto un filmato, cioè un video e un montaggio di circa più o meno un centinaio, diciamo così, di foto, perché ne ho a migliaia, e le ho contenute in un filmato più o meno di 5 minuti, quindi magari possiamo poi anche dopo spegnere le luci, voi vi riposate, guardate un attimino questo filmato e vi fate un'idea di cosa ogni giorno ci vola sulle teste e che ovviamente noi abbiamo la possibilità di poterlo captare e quindi anche registrare. Ok. Prendi la luce? Una prima, sì. Mi siedo un attimino, scusate. Tanto non è che ti do più soldi se stai in piedi. L'avevi messa alla rovescia? No, che sono due chiavi, quindi siccome sono uguali.
Tengo proprio due, siamo contenti di due, c'è problema. È che ci siamo vicini Un attimo di pazienza. alla verità. Vi aspetto tutti il 17 di dicembre, mi raccomando, tutti vi aspetto, perché sarà un convegno campale, sempre qui, sempre a Pove. Poi adesso che avete imparato la strada diventa anche più semplice, sperando che non piova come oggi. Però porta su la roba, ma non va tanto bene. Ecco qua, si sta catando piano piano, adesso si è catato. Video personali, raccolta, documentazione. Non lo soddisfa, allora cambia canale. Per 70 anni e io ne ho 71, quindi è vecchio dell'anno scorso questo. No, non è neanche questo. Un attimo, cosa l'ho detto? Un attimo. C'è qualche domanda da fare intanto, così rispondiamo a qualche domanda? Sì, ho una domanda personale da fare. Vai. Senti su questa luce? Io vivo a Roma. Sono venuta qui appunto per sapere un po', Silvano? avere degli aggiornamenti sotto questo campo. Silvano? Soffro le vertigini, quindi non salgo sullo sterello. Io a 15 anni non sapevo niente degli UFO. E pregavo sempre per i poveri, per gli anziani, per la vita di tutti i giorni. E improvvisamente una notte ho avuto un sogno particolare e ho proprio trovato la luce. Ho visto una luce attraverso la finestra. E c'era una porta che si apriva, vedevo questa luce e c'era una coppia e avevano i capelli biondi e gli occhi celesti e avevano una tuta celeste turchese con un simbolo giallo, un triangolo, e mi dicevano vieni. Io non sapevo come fare a raggiungerli e mi dicevano non preoccuparti, così io provavo ad avvicinarmi a loro. Io stavo aspettando, loro mi aspettavano al terzo piano e c'era un carrello di ferro. Io salivo sopra questo carrello e assieme a loro due, e non sapevo se loro mi vedevano, se le altre persone mi vedevano, e invece mi hanno risposto appunto questi due che nessuno mi vedeva e mi hanno portato fino al cielo. Io vedevo proprio i palazzi che si rimpicciolivano e mi hanno portato in un disco volante. La porta del disco si è aperta, io sono entrata e ho trovato tutte persone giovani, giovanissime, e tutti mi guardavano sbalorditi, senza parole, mi dicevano appunto di non preoccuparmi. Io salutavo ogni persona e uno mi diceva mi raccomando, devi continuare a leggere i libri di latino, di qualsiasi cosa, e quando avrai imparato verrò a prenderti. E poi sono andati via.
mi hanno riportato giù ed è terminato qui. Io ho risalutato tutti, mi hanno riportato giù. E mi hanno ordinato di andare fino sul letto e mi sono svegliata proprio con questa posizione e guardavo la finestra che era chiusa e non capivo cosa fosse successo. Ho tirato su le tapparelle e non sapevo se era realtà o se era un sogno. Mi sono trovata in questo limite e ancora adesso continuo a pensarci. È una cosa un po' così misteriosa, però me la sono tenuta in mente fino adesso. Non so, aspetta, è una realtà che ha vissuto dal vivo veramente, anche se all'inizio può sembrare magari come un'illusione o un sogno, invece è stato qualcosa di vissuto veramente, non in forma magari corporea, proprio fisica, ma sicuramente in forma, diciamo, energetica, astrale, perché questo tipo è stato, diciamo, l'interazione che lei ha avuto. E l'ha proprio sentita come se fosse stata nel mondo reale, proprio perché è stata così intensa a livello proprio energetico. No. Ah, tu? Ok. Voglio solo dire grazie per questa giornata bellissima, mi avete dato delle emozioni veramente importanti, ci avete dato delle emozioni importanti. Vorrei fare una domanda sull'esperimento, una curiosità. Ho pensato, nel momento dello scatto, non so come tu abbia fatto, però hai ripreso un volto, ma quel volto era lì in quel momento o l'entità continua a girovagare per la stanza o si tratta solo di energia? Ecco, io cerco di essere veloce. L'avrei spiegato se fossi andato avanti l'avrei spiegato se fossi andato avanti nella relazione, perché spiego come accade. Allora, praticamente funziona così. C'è un circuito che genera un flusso casuale di macchie, perché si tratta di elettroni che vengono praticamente sparati su uno schermo. Ha presente tutti quello schermo vecchio di una volta di vetro tubo catodico? Ecco. Che cosa accade? Io faccio un registrato, cioè un sistema ottico, chiamiamola pure una videocamera, che registra questi punti in movimento che vengono messi fuori fuoco. Quindi si crea appunto questa perturbazione, questo numero di macchie casuali. Io faccio una ripresa di un video, poi molti mi chiedono cos'è che fai con le mani quando ti sposti, perché si va a catalizzare questo tipo di fenomeno. Si sentono dei suoni, almeno io sento dei suoni dentro la mia testa, sono suoni elettrici che documentano la presenza di una, usiamo questo termine, trasmissione. Il tutto capita ad un 50esimo, ad un 25esimo di secondo. Ecco perché è necessario fare un video, registrare un video, perché poi io successivamente vado a scansionare fotogramma per fotogramma, immagine per immagine, che tutte queste immagini compongono il video. Chiaramente, perché arrivano così veloci? Perché si parla di continuum spazio-temporali diversi, differenti. Ecco perché è interessante l'esperimento quando da un po' di tempo a questa parte arrivano immagini su 2, 3, 4, 5 fotogrammi consecutivi, perché riescono ancora di più ad alterare il tempo. Un domani arriveremo ad avere 25 fotogrammi su 25 o 50 fotogrammi su 50 e avremo la comunicazione.
Quindi loro catalizzano, avranno sicuramente una loro strumentazione. Ma quella persona è qui intorno a noi? Allora, è in un altro spazio? si trova in un altro spazio, ma è anche qui, perché attraverso questi tunnel spazio-temporali, perché se noi stiamo a documentare la multidimensione, praticamente, lo spazio-tempo non esistono. Quindi se io volessi andare su Giove, io Giove potrei averlo anche qua. Cambio la mia vibrazione, cambiando la vibrazione viaggio direttamente nello spazio. Spazio e tempo si annullano. E quindi ecco che il loro segnale arriva a noi. L'esatta metodica, l'esatto sistema non è ancora conosciuto, perché loro vogliono che gli organi scientifici comincino a documentare questi scambi fotonici, si parla di salto quantico. Quindi andando ad analizzare questo tipo di fenomenologia, e anche quella che fotografi anche tu Daniele e tutti gli altri amici contattisti, automaticamente si può capire qual è la tecnologia principale. Tu giustamente Daniele hai detto tecnologia spirituale, effettivamente è così, soltanto che noi ci siamo dimenticati. Ci sarebbe tanto da dire, è che il tempo è sempre un po' tiranno, però grazie per questa domanda, perché l'avrei fatta vedere nella relazione. Prego. Grazie. Sì, confermo. Un momento ancora, siccome poi non so se c'è il tempo, se andate via o no. Sono io che ringrazio voi di essere venuti, così siamo puntuali ma anche in tanti. Non mi aspettavo che tanti di voi venissero a questo convegno, assolutamente, e sono veramente grato. Mi aggiungo ai ringraziamenti di Silvano, anzi spero di rivedervi numerosi nelle prossime occasioni, questo sicuramente. Per aggiungere quello che diceva Marco, assolutamente sì, è anche lo stesso modo come questi esseri viaggiano da una galassia all'altra, da un sistema stellare all'altro. Infatti loro annullano lo spazio-tempo facendo quello che per noi, o quello che la fantascienza chiama ipersalto o iperspazio, e quindi un proiettare la nave accorciando la distanza spazio-tempo e proiettandosi, infatti è una proiezione di frequenze tra un punto A a un punto B, un po' come ha fatto vedere con l'esempio della galassia, Della galassia, sì. esatto, che aveva il corrispettivo dall'altra parte, Stessa struttura. stessa struttura, esatto. Ecco, io adesso vi farò vedere delle fotografie che ho ottenuto, invisibili all'occhio nudo, ma attraverso una chiamata, come la chiamo io, telepatica. Quindi io quello che faccio è come prendere un cellulare, fare una telefonata e attendere una risposta. Ovviamente io nel momento in cui do l'input, dopo prendo la mia macchina fotografica o la mia videocamera e comincio a registrare. E inevitabilmente mi trovo e riscontro immediatamente nelle fotografie. E quindi questo è un altro modo come arrivare a loro attraverso la strumentazione elettronica, in questo caso la fotocamera o la videocamera. Io adesso vi mostrerò 5 minuti di questo filmato, che è un montaggio di tante fotografie messe insieme, che io stesso anche ho provveduto a filtrare per migliorare, insomma, l'evidenza di questi oggetti. E spero che vi piaccia, godetevi in tranquillo relax questa esposizione e poi dopo commenteremo. Luce del
Scusate se interrompo, accendete un attimo la luce del... E qui c'è un oggetto sopra la parte superiore della fotografia e sotto praticamente c'è come un volto. Questo volto mi è stato dato perché io avevo fatto questa richiesta: potete darmi un qualcosa che non sia il solito oggetto, ma un qualcosa che mi riconduca inequivocabilmente a voi, cioè con un qualcosa proprio più marcato. E in effetti sotto la fotografia mi apparve questo volto. Fu una serie di 5 scatti a sequenza su cui su tutti e 5 c'era questo volto, in più in una di queste c'era anche l'oggetto sopra, come voler dire: ecco, avevi chiesto, questi siamo noi, questa è la risposta. Ecco, potete spegnere pure Un attimo. scusatemi, probabilmente lei deve terminare, giusto. Grazie a te. Accendi la luce per favore. Ecco, qui era in un'altra zona della provincia di Bolzano. In questa occasione io non mi trovavo da solo, come potete vedere, ero in compagnia di un'amica, di una ragazza, che anche lei, come me, ha questa caratteristica di mettersi in contatto con loro, sia telepaticamente che in altre forme, e in quell'occasione mi disse che dovevamo incontrarci ad andare in questo luogo a fare una determinata cosa, e da qui scaturì l'incontro con uno di loro in maniera fisica, una persona come voi, in carne ed ossa, che si prese la briga di, dopo una cortesia che noi gli avevamo chiesto per avere delle fotografie, di scattare delle foto a noi in ricordo di questo evento. E lui ne scattò 3 di proposito, proprio perché voleva darci un segno, un regalo, una prova che in effetti lui non era di lì, e quindi voleva ringraziarci anche per quello che noi abbiamo fatto in questo determinato luogo. Non so se c'è il tempo materiale per raccontarlo, ma magari se mi sbrigo ce la facciamo. No, spiega pure, vai tranquillo, spiega. Lo racconto? Ecco, in breve fu questo. Io mi trovavo al telefono con questa ragazza e mi disse: Daniele, dobbiamo incontrarci perché mi è stato detto che dobbiamo andare a fare una cosa insieme in questo luogo qua, che è praticamente nella provincia di Bolzano. Mi fu spiegato che gli fu dato un codice alfanumerico per congiungere una linea energetica che in inglese viene chiamata ley line, cioè sono ley line, le linee magnetiche che si intersecano e creano praticamente dei nodi di comunicazione, ovviamente in una forma, in un modo che noi non possiamo ancora comprendere, a livello magnetico. È come una specie di rete elettrica, diciamo così, planetaria, però magnetica. E ci fu detto di nominare questo codice su questo posto qua, intrecciare le braccia come in segno di collegamento e dopo ringraziare e aspettare. Avendo fatto questo, come nulla fosse, ci rechiamo verso l'uscita, soddisfatti per quello che avevamo fatto, per questa esperienza qua, e io, portando con me sempre la macchina fotografica, cominciai a dire: faccio un po' di foto tra me e me sull'ambiente circostante. Lei, vedendo me fotografare, mi disse: sai Daniele, sarebbe bello se qualcuno potesse scattarci una foto in ricordo di questo evento. E io gli dissi sì, trovarlo un qualcuno, perché erano le 7:30 di sera e stava facendo buio, ormai non c'era più nessuno su questo posto, perché questo posto è il lago di Braies, che è in Trentino. E io fin lì dissi: vabbè, vediamo un po'. Neanche avendo detto questo, faccio 5 passi, guardo per istinto sulla parte opposta del lago e vedo una sagoma a camminare.
In prima istanza dissi, vabbè, è una persona, vediamo di farle cenno per vedere se magari si presta a farci questa fotografia. Io cominciai a togliermi la macchina fotografica e cominciai ad urlare, scusi, quindi facendo anche eco e riverbero sulle montagne. Lo dissi di nuovo, scusi, questo si ferma, intuisce che volevamo qualcosa e comincia a tornare indietro verso la nostra direzione. Noi andiamo anche verso la sua. E ci incontriamo a metà strada dove su questo sito c'è un hotel che si affaccia su questo lago. Io arrivo sulla zona e mi vedo arrivare un uomo abbastanza alto, almeno su 1,90 m, 1,95 m, capelli lunghi neri fino alle spalle, vestito come noi, jeans e camicia, una persona normale come tutti quanti noi, quindi non potevo minimamente immaginare chi era. E cominciai a dirgli, sa, mi scusi importunata, però è l'unica persona attualmente disponibile a farci questa fotografia. E con uno strano senso, diciamo, di allegria, di umorismo e di quasi a volerci accontentare, ci disse, ah bene, volete fare la foto? Facciamo la foto, facciamo la foto. Io gli diedi la mia macchina fotografica e cominciò a dirci, bene, sistematevi, mettetevi in una zona e facciamo questa fotografia. Come potete vedere la zona è questa, dove noi siamo messi lì in piedi, e lui cominciò a inquadrarci sulla macchina fotografica e cominciò a dirci, allora, siete pronti? E fa lo scatto. Avendo fatto lo scatto io lo ringrazio, mi avvicino per farmi dare la macchina fotografica e comincia a dire, facciamone un'altra, facciamone un'altra. E io dissi, bene, facciamone un'altra, non c'è problema. Guardai la mia amica, come anch'io sorpreso, disse sì, facciamone un'altra. Rimanemmo fermi sullo stesso punto e lui ripete la scena guardando di nuovo il mirino e scattando la foto. E io di nuovo mi porsi verso di lui ringraziandolo, come per dire grazie, gentilissimo, e mi fu detto un'altra volta facciamone un'altra ancora, facciamone un'altra ancora. Io un po' divertito, un po' come posso dire, incuriosito da questo suo atteggiamento, dissi vabbè, facciamone un'altra. Non è che avevi paura di fregarsi la macchina fotografica? No, sinceramente no, anzi avevo una sensazione di quiete e un'armonia che provavo su questo episodio che stava accadendo. Non so spiegarlo in termini convenzionali, ma c'era una pace e una maniera di conversare così amorevole, così pacifica che non la posso descrivere, bisogna proprio viverla. E lui disse questa volta fatevi più indietro, fatevi più indietro. Lui guardava nel mirino e man mano si sistemava anche lui andando indietro. E questa volta ci disse fate un gesto per esultare, siate contenti. Infatti sulla fotografia siamo venuti con le braccia e le mani messe in questo modo. Lui guarda la macchina fotografica e comincia a scattare, fa la foto e dice testuali parole, ecco, perfetto, questa ti piacerà. E io giustamente, non prendendolo in considerazione, perché dissi scattò 3 foto normali, sì, ci siamo noi, basta il paesaggio, non c'è più niente. Dopodiché cominciai a fargli delle domande e gli dissi ma mi scusi, ma lei di dove viene? E cominciò a rispondermi in una maniera un po' divagante, come per dire ah no niente, io sono della provincia di Latina, del Lazio. Ah, gli faccio va bene, che strano, avrei riconosciuto subito un accento romano, però aveva un italiano che non saprei definire la provenienza, perché era completamente, magari ci sono anche senza, era un italiano un po' diciamo non riconoscibile in termini di accento, di provenienza. E niente, lì mi disse no, sono di là, vengo qua di passaggio, e ho detto bene, ma cosa fa? E no niente, io suono, strimpello con la chitarra, e suono su questo albergo per dar fastidio ai tedeschi, e si metteva a ridere, sempre divertito e contento. Fin lì tutto ok, fino a quando la maniera in cui lui si porse verso di noi salutandoci mi fece come un po' intuire che c'era qualcosa di anomalo, di strano. Infatti la mia amica, essendo di madrelingua spagnola, e io lo spagnolo lo conosco per un vissuto precedente in Latino America, questa persona ci salutò in un modo strano, spagnolo, e ci disse, guardandoci negli occhi mentre lo ringraziavamo,
faccio grazie della cortesia, grazie per la foto, e lui, fissandoci così sugli occhi ad entrambi, ci disse: bueno, saludos hermanos, come a dire salute fratelli, e ha guardato in alto col capo, senza che io né lei avevamo intuito qualcosa di strano, di anomalo, fin quando arriviamo in macchina e io cominciavo a vedere queste fotografie, perché mi sono incuriosito, andiamo a vedere cosa c'è su queste foto. E in effetti su queste foto, su altre due che vi farò vedere dopo, c'è come posso dire, un ologramma o un'entità in sospensione fra me e questa ragazza. Nella successiva foto la stessa entità che si sposta, e sulla terza foto veniamo inglobati, spegni un attimino la luce, da questo punto. Come potete vedere c'è una sembianza di volto con tanto di occhi, di denti, sì, scusate, è una specie di mento tipo stile faraone egiziano, quindi noi rimaniamo sbalorditi perché la foto non l'abbiamo fatta noi, c'è stata fatta, e quindi questa persona, quando ci fu detto ecco questo vi piacerà, non hai molto posto vedere. Sì, ho le foto, foto, perché altrimenti così non si niente da prima. Sì, ci devo arrivare. Allora, fai vedere. Così facciamo spegnere la luce e guardano questa foto di seguito, perché sono belle per quello. Arriviamo subito. Allora, questa è la prima. Come potete notare qui si intravede qualcosa. Questa è la successiva, appena leggermente spostato il movimento. Notate che su retroscena si intravedono le montagne e non c'è quasi più niente, perché ormai stava calando quasi il buio. Sulla terza veniamo completamente circondati da questa energia, olografia, non saprei come definirla, però come potete vedere è ben definito ed è un qualcosa che in una frazione di scatto fra una foto e un'altra non si può formare, a meno che non c'è una tecnologia apposta per fare questo tipo di funzione, insomma, ecco. E questo fu uno dei più belli incontri e esperienze della mia vita. Ne potrei descrivere altrettante altre, ma non ci vorrebbe soltanto mezz'oretta di tempo, ma molto di più. Vabbè, io vi faccio vedere un attimino il resto di quello che ho. Vediamo un attimino le luci e proseguo. Se non parli, allora sì. Sì, no. Ok, puoi accendere anche la luce un attimino. Silvano, accendi la luce. Guarda, adesso no. Accendo solo la luce. Allora,
questo tipo di oggetti sferici che potete vedere in realtà sono delle sonde, e sono praticamente delle sonde che vengono emesse da questi mezzi di trasporto e mandate a terra, quindi nelle aree circostanti dove c'è abitazione o vegetazione, eccetera, eccetera, perché riescono a prelevare, a sondare, a ascoltare, registrare, sentire, proprio come una comune sonda che deve fare un rilevamento. E molte di queste sonde qui, in Sud America soprattutto, proprio perché c'è un'apertura mentale, una predisposizione spirituale diversa rispetto qui in Europa, riescono addirittura ad entrare dentro le case, dentro le abitazioni, oppure a sfiorare i tetti delle case, proprio perché ormai è un qualcosa che la gente ha accettato, quindi vede in maniera tranquilla. E la differenza sostanziale fra chi riesce a vedere e fra chi invece non riesce ancora a captarle è perché dentro di noi abbiamo ancora dei conflitti interni, abbiamo delle limitazioni in cui diciamo no, questo non può essere, questo è impossibile, questo non può accadere, perché purtroppo siamo stati educati dalla nostra società ad avere dei limiti e dei parametri per controllarci, perché se noi avessimo una mente più libera e più aperta avremmo già un contatto molto più diretto con questa società. Il problema è proprio la condizione, il condizionamento che ci frena, ci blocca. Ecco, questa è la parte, diciamo, una piccolissima parte di materiale che io posseggo a livello fotografico. Ora vi farò vedere anche questi oggetti a occhio nudo, quindi direttamente registrati con la videocamera o con la macchina fotografica. Ecco, adesso spengo un attimino. Se non parli va bene.